Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua nel video post partita di Italia-Svizzera finita con il risultato di 3-0. Questa è la terza volta che provo a fare questo video perché per un motivo o per un altro vengo interrotto. Cosa dire? Tra l'altro, tralasciando il fatto che sto grondando malamente perché fa un caldo bestiale, ho notato una cosa, non so se l'avete notata anche voi, però io ho notato questo, che quest'Italia è un carro armato. Cioè, sembrerà scontata magari come affermazione, però lasciando perdere la partita con la Turchia, che secondo me è proprio un caso eccezionale perché hanno giocato una partita, e parlo della Turchia, 11 dietro il pallone, ma parlando della partita di oggi, la Svizzera è una squadra che volendo ti può mettere in difficoltà perché là davanti, specialmente con Shaqiri, la Svizzera rischia di metterti in difficoltà e ti può mettere in difficoltà. Oggi se il Cagliari, scusate, lapsus, l'Italia è stata monumentale, come lo è stata anche con la Turchia, ma lì secondo me siamo stati più facilitati, nella gestione dei pericoli, perché in 180 minuti l'Italia non ha mai subito un vero enorme pericolo e non è cosa da poco, specialmente se oltre ai mancati pericoli si unisce il fatto che è un'Italia molto solida là davanti, perché oggi Immobile a me personalmente non è piaciuta la sua prestazione, però ha timbrato il cartellino ed è alla fine quello che importa. Eh, Già nella partita pure con la Turchia i due esterni, le due ali, non mi sono piaciute, parlo di Insigne e di Berardi, anche oggi non mi sono piaciute. Eh, Però fanno loro. Nell'ecosistema globale, nel modulo girano bene, magari non concretizzano, però girano bene. Un altro è Spinazzola che se avesse indirizzato meglio quel pallone con l'esterno staremmo parlando di un altro gol in più, anche Chiellini per quel gol di mano che vabbè, che è stato annullato. Cioè, stiamo parlando di un'Italia che ha subito zero, perché penso che di tiri in porta concretamente ne abbia subiti veramente zero l'Italia. Stiamo parlando di una squadra che ha subito quasi zero tiri in porta e di sicuro non ha subito gol, e di una squadra che ne ha fatti 7 contando quello annullato e che ne poteva fare di più, perché Immobile oggi se ne è mangiato qualcuno, qualcuno ci è stato dato contro la Turchia. Cioè, questo fa molto pensare. Siamo seriamente una contendente alla vittoria dell'Europeo, per me. È chiaro come la Francia sia nettamente superiore, ahimè. Però Mancini ha creato una stabilità, una squadra solida, una squadra fantastica, perché quest'Italia è veramente fantastica. Specialmente negli ultimi anni noi non siamo stati abituati a vedere una nazionale di cui ci si potesse vantare o di cui si potesse andare fieri. Invece con Mancini la stiamo vivendo. Lui, non mi ricordo chi lo disse su Sky, però disse Mancini ha ricostruito l'Italia dalla sabbia sostanzialmente. Ha costruito sulla sabbia e questa sabbia l'ha resa cemento. Poi oggi prestazione sontuosa di Locatelli. Veramente, oggi quelli che mi sono piaciuti un po' più di meno non si può sentire, un po' di meno è stato tutto il reparto offensivo, quindi partendo da Immobile per finire a Insigne e Berardi. Chiesa è entrato molto molto bene in partita. Peccato sul finire della partita ha dato male un pallone, ma di sicuro non è quello il problema. Ragazzi, quest'Italia è veramente tanta tanta roba. Sono curioso di vedere dove arriveremo perché secondo me le potenzialità per arrivare fino in fondo ci sono.
Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, Forza Italia!